Forti parole del Papa nell'ultimo giorno del viaggio in Romania, l'invito a lottare come i martiri del comunismo, l'auspicio che l'Europa torni a sognare e le scuse ai Rom per le persecuzioni subite. L'ascensione, vocazione e mandato, le parole del Vescovo in cattedrale, istituiti 3 nuovi accoliti, studenti del seminario diocesano. Annunciate nuove nomine, avvicendamenti in 7 comunità della diocesi, Don Pendola trasferita a Sesti Levante, Don Giupponi nuovo parroco a Moneglia, Don Gastaldi parroco a Ribasso. Inaugurata a Borzonasca, il nuovo punto di informazione turistica a servizio di tutto il comprensorio del Parco dell'Aveto, ospitati in un edificio del comune che a breve sarà ristrutturato con fondi europei. Il ricordo di Fausto, socio fondatore del ristorante Vassilissa, organizzata una cena di solidarietà finalizzata all'acquisto di un endoscopio per la neurochirurgia del Gaslini. Chiuso il Festival della Parola a Chiavari con un record di presenze, intitolata La Fontana di Piazza Matteotti alla poetessa Elena Bono. Calcio, Rivasamba vince la finale playoff e sale nel campionato di eccellenza. I Calafati agguantano la promozione battendo 2-0 la Loanesi. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Pregate che l'Europa torni a essere il sogno dei padri fondatori, l'ha detto il Papa, dialogando con i giornalisti sul volo verso Roma al termine del viaggio in Romania. Sollecitato dalle domande dei cronisti, il Santo Padre ha parlato di politica, sottolineando come in generale il male della politica è la corruzione, ma anche di ecumenismo, dicendo che occorre camminare insieme senza aspettare che i teologi si mettano d'accordo. E poi soprattutto ha parlato di immigrazione. Stiamo vedendo delle frontiere in Europa, questo non va bene. È vero che ogni paese ha una propria identità e deve custodirla, ma per favore l'Europa non si lasci vincere dal pessimismo e dalle ideologie. Queste sono state le sue parole nell'ultimo giorno del 30° viaggio apostolico del Santo Padre. Ha celebrato la Divina Liturgia con la beatificazione di 7 vescovi greco-ortodossi, martiri del comunismo, e ha incontrato anche la comunità Rom. Vediamo. Nella Chiesa di Cristo c'è posto per tutti, una certezza tanto sicura quanto a volte dimenticata, perché la Chiesa è un luogo d'incontro e abbiamo bisogno di ricordarlo non come uno slogan, ma come una parte della carta d'identità dell'essere cristiani. Sono parole pronunciate da Papa Francesco nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Romania, incontrando la comunità Rom di Blaj nel quartiere Lautaro, uno dei più antichi della città della Transilvania e storico luogo di residenza di questo popolo. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata. Sempre nella storia dell'umanità, ha aggiunto ancora Francesco, c'è da scegliere tra l'apertura all'incontro e l'accoglienza di Abele e la chiusura dello scontro e la cultura dello scarto di Caino. Ogni giorno c'è da scegliere tra Abele e Caino, ha ribadito, tra la via della riconciliazione e quella della vendetta, tra la civiltà dell'amore e quella dell'odio. Scegliamo la via di Gesù, afferma il Papa, una via che costa fatica ma conduce alla pace. La giornata è stata aperta dalla Divina Liturgia con la beatificazione dei 7 vescovi martiri greco-cattolici. Nel campo della libertà a Blaj, il luogo dove si affermò la coscienza nazionale romena, e un secolo dopo, nel 1948, il regime comunista chiese ai greco-cattolici di rompere la comunione con Roma, dando il via ad una feroce persecuzione, il successore di Pietro alla Divina Liturgia ha proclamato beati i 7 vescovi greco-cattolici che non cedettero e furono imprigionati, pagando con la vita. Forte e commovente l'abbraccio fra il Papa e i circa 80.000 pellegrini presenti a Blaj, fra loro anche alcuni parenti dei 7 vescovi, molti figli di testimoni o testimoni delle persecuzioni. Forte l'invito del Papa ad essere, come questi beati, testimoni di libertà e misericordia e di perdono. Adesso, ha detto, tocca a noi lottare, come è toccato a loro in quei tempi, contro le nuove ideologie, atee come nel passato, che disprezzano il valore della persona, della vita e della famiglia. Possiate essere testimoni di libertà e di misericordia, facendo prevalere la fraternità e il dialogo sulle divisioni,
incrementando la fraternità del sangue, che trova la sua origine nel periodo di sofferenza nel quale i cristiani divisi nel corso della storia si sono scoperti più vicini e solidali. L'ascensione del Signore rappresenta per la Chiesa una chiamata e un mandato, una chiamata perché indica la vocazione di ogni essere umano, quella di un'esistenza che si compie, ed un mandato perché indica un compito, quello di annunciare a tutti questa speranza. Il contenuto della riflessione che il Vescovo diocesano Monsignor Tanasini ha pronunciato in cattedrale a Chiavari nella solennità dell'Ascensione. Vediamo. La nostra vita è fatta per compiersi e non per esaurirsi, e questa non è una speranza lontana o una prospettiva impossibile. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini nella celebrazione presieduta in cattedrale nella solennità dell'Ascensione. Il Vescovo ha dedicato l'omelia al significato di questa festa, che mette in condizione di conoscere in pienezza il mistero della Pasqua e ricorda come la condizione mortale entri nella gloria grazie al Signore che attira a sé l'umanità. Questo non è fuga dalla realtà, in verità è la realtà, cioè come vivere la nostra condizione se non sostenuti dalla speranza. Come dare senso ai nostri impegni, ai nostri obblighi, ai nostri doveri, se non sapendo che tutto questo è vocazione a ciò che è eterno, che non finisce. In questa prospettiva è semplice iniziare a camminare sulle orme di Cristo, ha aggiunto il Vescovo. Per questo l'Ascensione parla anche della nostra chiamata. Nello stesso tempo è un mandato. Abbiamo sentito nel Vangelo, un mandato ad andare e a portare l'annuncio gioioso della salvezza a tutti gli uomini. Questo è il compito della Chiesa, è la missione della Chiesa, la missione principale, fare conoscere il mistero di Dio. Di qui la riflessione sui ministeri della Chiesa, che sono un servizio e non un'occasione di affermazione di sé. Una riflessione scaturita dall'istituzione, celebrata nella solennità dell'Ascensione, di 3 nuovi accoliti studenti del seminario diocesano: Simone Garibaldi, della parrocchia di San Michele Arcangelo a Vignolo, Tommaso Mazza, della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, e Giovanni Vaccaro, della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. Nella solennità dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo sono state rese note alcune nomine diocesane. A seguito della rinuncia da parte di Don Enzo Frisino nella parrocchia di San Paolo in Pila, a Sesti Levante, diventerà parroco Don Massimiliano Pendola. Don Pendola assumerà anche la guida della comunità di Santa Margherita di Fossalupara, sempre a Sesti Levante, vacante per il trasferimento ad altro incarico pastorale di Don Federico Pichetto. Don Frisino resterà parroco a Santa Sabina di Trigoso. Nelle parrocchie di Santa Croce, San Giorgio, San Saturnino e Santa Maria Assunta di Lemeglio a Moneglia diventerà parroco Don Stefano Giupponi. Don Giupponi lascerà la guida della comunità di San Giuseppe ai Piani di Ria, Chiavari, dove gli subentrerà Don Alberto Gastaldi. Quest'ultimo manterrà gli incarichi di direttore dell'ufficio diocesano per la scuola e l'università e di incarico diocesano e regionale per la pastorale giovanile. Nel ruolo di vicerettore del seminario diocesano invece gli subentrerà Don Stefano Bruzzone, che manterrà tutti gli incarichi attualmente ricoperti. Gli avvicendamenti avverranno nel mese di settembre. Festa ieri pomeriggio a Belpiano di Borzonasca per l'apertura del nuovo campus Belpiano, la struttura ritornata nella disponibilità della diocesi di Chiavari e che fra qualche settimana tornerà ad ospitare i campi estivi delle parrocchie. Dopo la celebrazione eucaristica concelebrata dal parroco Don Benaventura e da prete Rinaldo Rocca, l'amministratore della Fondazione Zeme, è seguito un piccolo momento di festa molto partecipato dalla popolazione della frazione. Era presente anche il sindaco Giuseppino Maschio. Le 3 strutture del campus, circondate dal verde e dal silenzio, possono dare ospitalità complessivamente a 75 persone. A disposizione un grande salone e 2 campi per attività sportive, e per informazioni e dettagli è stato realizzato un nuovo sito internet www.belpianocampus.it.
Festa a Borzonasca per l'inaugurazione del nuovo yacht, il punto informazioni turistiche a servizio di tutto il comprensorio del Parco dell'Aveto. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra i comuni di Borzonasca, di Mezzanego, il Parco dell'Aveto e dal consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco. Vediamo. Una vetrina sia reale che virtuale dei tesori che arricchiscono il comprensorio delle valli Aveto, Gravelia e Sturla, facilmente accessibile da chi si appresta a percorrere la statale 586 e che magari vuole avere informazioni anche per le strutture ricettive del territorio. È il nuovo ufficio di informazioni turistiche gestito dal Consorzio di Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, aperto a Borzonasca in via Vittorio Veneto. Saranno possibili tramite delle nuove tecnologie poter ammirare anche da qui dentro tutte le meraviglie che si possono trovare sul nostro territorio. C'è una lavagna interattiva dove è possibile individuare i tesori nascosti, selezionarli e mandarsi una cartolina al proprio indirizzo di posta elettronica. Sarà possibile anche ottenere informazioni su alloggio, permanenza, gastronomia e quant'altro? Sì. Un'altra, le persone che saranno al front office daranno tutte queste informazioni, c'è un piccolo corner anche dei prodotti che possono trovare sul nostro territorio con tutte le indicazioni, in più una delle lavagne luminose che sono a disposizione del turista dà proprio l'indicazione georeferenziata delle località dove è possibile fare sia accoglienza ma anche ristorazione. Inizialmente il nuovo yacht sarà aperto nella giornata di martedì e nelle mattine di sabato e domenica. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla sinergia dei comuni, del Parco dell'Aveto e del Consorzio Ospitalità Diffusa. Un primo passo, in quanto il comune di Borzonasca, grazie anche ad un finanziamento di 80.000 euro dei fondi europei del piano di sviluppo rurale, ha in programma il ripristino completo di tutti i locali dell'intero edificio. È un primo passo perché la palazzina verrà ristrutturata tutta a breve e al piano superiore verrà realizzato di nuovo messa a disposizione altri spazi per poter usare per attività culturali, per promozione dei prodotti locali, momenti di incontro. Quindi nell'obiettivo del Comune è che questa palazzina diventi veramente un punto di aggregazione e di promozione del territorio. Passiamo alla cronaca. Stava passeggiando con la moglie e due amici sull'altura di Genova un uomo di 59 anni nella mattinata di ieri ed è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nelle vicinanze di Forte Diamante. I soccorsi sono scattati immediatamente, sul posto è stato trasportato il personale medico con l'elicottero dei vigili del fuoco. Anche se i soccorsi sono arrivati in maniera tempestiva per l'uomo, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il personale della squadra dei vigili del fuoco di Genova, giunto sul posto, ha prestato assistenza al velivolo. La salma è stata quindi trasportata dall'elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A7 al chilometro 127 tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest. Per un incidente stradale, un auto articolato per cause in via di accertamento ha perso il controllo e si è messo su un fianco occupando una corsia della carreggiata. L'autista è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, i pompieri hanno messo in sicurezza l'area e hanno atteso l'arrivo dell'autogru privata per la rimozione del mezzo pesante. Sul posto polizia autostradale, 118 ed ente autostrade. Attorno alle 8:30 di questa mattina due mezzi parcheggiati nei sottofondi del monoblocco all'ospedale San Martino di Genova hanno preso fuoco. Si tratta di un'ambulanza e di un furgone di proprietà di una ditta fornitrice del Policlinico. Immediatamente è stato attivato il piano di emergenza che ha permesso agli operatori in forza al Policlinico di spegnere l'incendio prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri hanno tuttavia dato il loro fondamentale contributo per le operazioni di bonifica e il ripristino dell'attività ospedaliera. A seguito del rogo è stata sospesa per un'ora e mezza l'attività della radiologia al piano -1 del monoblocco e per 50 minuti quella dei laboratori di analisi. Ciò ha determinato anche un rallentamento nel trasferimento dei pazienti dal pronto soccorso ai reparti. I fumi prodotti dal rogo hanno inoltre raggiunto i piani alti del monoblocco senza però causare disagi agli operatori e ai pazienti. Non sono stati registrati feriti, soltanto i due conducenti dell'ambulanza hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso per una modesta intossicazione da fumi. I vigili del fuoco hanno aperto un'indagine in merito, pare che a causare l'incendio possa essere stato comunque un cortocircuito al motore del mezzo di soccorso.
Ancora cronaca, 128 persone, 120 mezzi, 56 obiettivi sensibili sono stati controllati nel corso di un servizio specifico predisposto dai carabinieri di Chiavari la scorsa notte. Il servizio era finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al controllo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, nonché all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso di bevande alcoliche. Una donna di 52 anni è stata denunciata per furto aggravato, la donna aveva già precedenti alle spalle. Inoltre altre due persone, un 47enne e una donna di 33 anni che vivono entrambi a Rapallo, sono stati denunciati per violenza privata. A Genova sono iniziate questa mattina le operazioni preliminari alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto si stanno installando le grandi gru, via Walter Fillack è tuttora chiusa, alcuni camion per le ultime masserie ancora presenti nelle palazzine interessate dalla demolizione che prenderà il via proprio nella giornata di quest'oggi, quindi in serata dovrebbe partire. In ricordo di Fausto Mazzali, socio fondatore del ristorante Vassilissa di Chiavari. Gli amici hanno organizzato una serata di beneficenza, buona cucina, ottima musica, hanno fatto anche da sfondo una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un endoscopio per la neurochirurgia dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Noi eravamo presenti, vediamo. Una serata a ricordo di Fausto. Allora sì, questa serata è stata organizzata da me e da Gregorio come ristorante Vassilissa per commemorare il nostro socio Fausto, il nostro amato socio che è stato con noi per 23 anni ed è mancato il 7 novembre scorso nel 2018 e ci ha lasciato un vuoto immenso. Abbiamo deciso quindi di organizzare in sua memoria una cena di beneficenza con tutti i suoi amici e nostri ovviamente. Fausto spero che ci possa vedere e siamo contenti di poterlo ricordare così. È veramente emozionante creare una serata, un evento, quindi coinvolgere delle persone, degli amici per fare del bene ad altre persone. Penso che Fausto ne sarebbe iperentusiasta, anzi sarebbe stato un promotore fondamentale di una serata del genere, di un evento del genere. Che cosa sono questi strumenti donati questa sera? Sono neuroendoscopi appunto che attraverso un sistema di fibre ottiche consentono di accedere attraverso piccoli fori nel cranio a strutture malformative o tumorali del cervello, di curarli e l'immagine dell'endoscopio si proietta su uno schermo e il chirurgo guardando lo schermo riesce a manipolare la lesione o il tessuto in maniera molto sicura, mini-invasiva, microscopica. Corrado, hai partecipato a questa bella serata? Sì, è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere e soprattutto è commovente vedere quante persone riescono a mobilitarsi per una nobile causa come questa qui. Tutti nel segno della musica, nel segno dell'arte, nel segno del divertimento, insieme ai nostri amici artisti che si sono qui esibiti questa sera. Io ho dato anche il mio contributo. È stata sicuramente una bellissima serata, qualcosa da riproporre e qualcosa che ci si auspichi si ripeta sempre negli anni. Felice di stare lassù con te. Si è chiuso a Chiavari il Festival della Parola che ha fatto registrare un nuovo record di presenze, 21.000 spettatori, un programma di oltre 150 appuntamenti tra conferenze, incontri con gli autori, concerti, spettacoli addirittura in prima nazionale. Tanti sono stati gli eventi che nella giornata di ieri hanno coinvolto piazze e vie cittadine. Piazza Matteotti in particolare è stata intitolata La Fontana d'Elena Bono. Noi eravamo presenti. Lo aveva sottolineato nella poesia Vengono i giorni. La scelta di vita di alcune persone rimane grazie alle vie a loro dedicate. E così è accaduto per l'autrice di quei versi, Elena Bono. La fontana di Piazza Matteotti, nel cuore della città che lei ha amato, da ieri porta il nome della poetessa. Elena proprio ricorda i suoi amici e compagni morti per la libertà che sono diventati nomi di piazze e di strade. E quindi è una cosa bellissima che oggi anche Elena faccia parte di questo novero. C'è poi una curiosità. Elena Bono, nel suo testamento, aveva espresso il desiderio che il comune, qualora avesse voluto ricordarla, scegliesse proprio una
Un fatto non noto agli organizzatori e all'amministrazione quando hanno pensato alla fontana di Piazza Matteotti e visto da molti come un segno della presenza di Elena Bono. È il segno della vita, dell'acqua che scorre, insomma Elena aveva, l'acqua è anche poi per una credente il battesimo, quindi l'acqua come segno battesimale che purifica. Alla base della fontana è stata posta una targa con il nome di Elena Bono e la frase "Libertà e schiavitù, il problema è quello della necessità della scelta". Il significato è legato al momento storico in cui stiamo vivendo, è un momento in cui c'è bisogno di coraggio e la capacità di scegliere per poter vivere nella legalità e non essere schiavi di ideologie o di discorsi che ci vengono imposti da altri. Elena Bono era una persona che ha scritto tanto, ha partecipato, ha fatto molto per la libertà di ognuno, perché ognuno di noi potessimo essere liberi. Noi abbiamo pensato che queste parole fossero le più adatte per la giornata e per il momento, anche perché rimangano un domani come coscienza, come un seme. Bellissima la fontana, benissimo dedicarla a lei e sono contenta che con le associazioni abbiamo potuto coordinare e costruire questo evento. Le fontane sono tante, le donne importanti della nostra città e non solo della nostra città sono molte, continueremo nella nostra mission. Tra le tante iniziative il Festival della Parola ha coinvolto molti ragazzi delle scuole di Chiavari, alunni delle classi quarte e quinte della scuola San Pier di Canne, della Solari, accompagnati da 3 ragazzi della secondaria Ilaria Alpi. Si sono trasformati in storytellers, moderni castastorie itineranti che hanno portato in giro le loro storie create in lingua inglese al termine di un laboratorio. Spostandosi per le vie del centro hanno raccontato le loro storie brevi con allegria, con competenza, servendosi di cartelloni e postazioni realizzate da loro come gli antichi cantastorie. Vedete appunto queste immagini, fotografie scattate nella giornata di ieri. Andiamo avanti. Con l'inizio del mese di giugno il Comune di Chiavari avvierà controlli serrati al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Durante la stagione estiva verrà redatto un calendario settimanale il cui personale della Polizia Municipale e il vigile ecologico, individuato dalla società Maris, provvederanno a monitorare il territorio, soprattutto in concomitanza con situazioni più a rischio. Saranno utilizzate diverse tecniche, le telecamere, fototrappola, videocamere presenti sul territorio, appostamenti mirati. A ciò si aggiunge il controllo e l'apertura dei sacchetti per individuare i soggetti che conferiscono in situazioni e luoghi non previsti. L'introduzione di questo regolamento e del sistema di verifica consentirà al Comune di usufruire della detrazione della percentuale prevista dalla normativa su ogni singola compostiera consegnata e utilizzata. I cittadini, dotandosi di compostiera domestica, avranno diritto a una riduzione della Tari pari al 10%. Nonostante gli anni e i chilometri che separano le persone, è sempre forte il legame che unisce l'America con il nostro Tigullio. I figli di coloro che nel secolo scorso sono emigrati nel nuovo continente per cercare fortuna mantengono vivo il legame con la loro terra d'origine, in particolare con la Val Fontanabuona. E molte volte questo legame si concretizza con un sostegno anche economico alle iniziative di valorizzazione del territorio. È il caso del cosiddetto Masso di Cichiero. Vediamo il perché in questo servizio che abbiamo preparato. A breve raggiungere e poter ammirare da vicino il cosiddetto Masso di Cichiero non sarà più così difficile e faticoso come è stato fino ad oggi. La roccia imponente su cui sono incisi centinaia di segni rupestri, probabilmente la più grande iscrizione rupestre d'Europa, si trova in una valle alle pendici del Monte Ramaceto a una quota di quasi 1000 metri, difficilmente accessibile per l'abbandono del territorio e dei sentieri. La notizia del suo ritrovamento ha scavalcato però l'oceano ed è arrivata prima alla comunità dei Liguri di San Francisco, che attraverso il periodico Liguri nel mondo l'hanno fatta arrivare a quelli di New York. Il presidente Simone Gallotti, funzionario della MSC Crociere, ha deciso così di dare una mano in modo concreto per valorizzare il ritrovamento e di riflesso la Val Fontanabuona. Da New York, tramite e per l'interessamento di Simone Gallotti, che è il presidente dei Liguri nel mondo di New York, si è avuta questa sorpresa di veder arrivare la notizia di un contributo
di ben $7.000 per poter svolgere queste attività, queste iniziative di ricerca. Una parte cospicua dei $7.000 del finanziamento arrivano da uno dei componenti del direttivo dei Liguri nel mondo di New York, Vivian Cardia, che con una generosa donazione ha voluto ricordare sua madre, Elsie Garaventa Cardia, originaria della Val Fontana Buona e per l'esattezza di Rossi di Lumarzo, frazione della quale era emigrata un'altra Garaventa illustre, Dolly, mamma di Frank Sinatra. Anche questo è una cosa che dovremmo ancora appurare, approfondire, non ne ho avuto il tempo, ma il fatto che la signora Elsie abbia il cognome Garaventa e la stessa madre di Frank Sinatra era Natalina Garaventa e su per giù sono vissute nella stessa epoca, c'è la probabilità che, essendo un piccolo nucleo di case e di famiglie, ci sia una parentela che unisce l'una all'altra. L'ANPI di Lavagna ha organizzato un presidio commemorativo al monumento al partigiano al Passo del Biscia. Alla celebrazione hanno partecipato le autorità locali, tra cui la neoeletta sindaco di Ne Francesca Garibaldi. Il monumento ricorda il sacrificio di partigiani e contadini della valle, protagonisti della resistenza e promotori della nascita della Repubblica. Le anime intrappolate in quel passo, simboleggiate dalle anime pietrificate dallo scultore Berzegni Bolas, sono un monito per ricordare la rilevanza dell'identità italiana, dell'identità locale, del rispetto di ogni origine, così ha ricordato il sindaco. Solo rispetto per la propria e l'altrui cultura può generare sguardi consapevoli sull'oggi e sul futuro. Queste le parole del primo cittadino. È confermato il termine ultimo del 31 maggio entro il quale le strutture sociosanitarie devono dotarsi di sistemi di videosorveglianza negli spazi comuni. Alisa ha infatti ribadito alle aziende sanitarie regionali le disposizioni previste dalla nota inviata lo scorso 6 di febbraio. Le strutture interessate dovranno trasmettere ad Alisa un'autocertificazione a firma del titolare che attesti l'avvenuto adeguamento. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 4 giugno, dalle 9 alle 13 in via Salvi, zona Tannino a Sestri Levante, sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero, possibilità di acquisto diretto di prodotti agroalimentari della zona. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12 nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari. Sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi dell'Ottocento. Apertura dalle 9 alle 14 per il Museo Archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Costaguta a Chiavari. In esposizione reperti e testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese. Alle 10.30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari i ragazzi dell'area disabilità del Centro Benedetto Acquarone porteranno in scena la rappresentazione teatrale A spasso con Anselmo, liberamente tratto dall'omonimo testo di Giuseppe Culicchia. Per le mostre, sino all'8 di settembre, visitabile nei locali del Teatro del Falcone a Palazzo Reale di Genova, la grande mostra La memoria della guerra, l'opera di Antonio Giuseppe Sant'Agata all'interno della pittura murale italiana del Novecento. Gli orari di apertura dalle 14 alle 19. Passiamo ora allo sport calcio. Si conclude con la promozione l'avventura nei play-off del Riva Samba, che dopo aver battuto Real Fieschi nelle semifinali si è aggiudicato la finale con la Loanesi. I Calafati sul campo di Genova Pro hanno battuto la Loanesi 2-0, reti al 29esimo Costa, 87esimo Capalbo. La Loanesi ha chiuso la partita in 10 uomini per l'espulsione di Antonelli. Riva Samba dunque che disputerà il prossimo campionato in eccellenza. Nella finale per il terzo e quarto posto disputata al Macera di Rapallo, Real Fieschi ha invece perso 5-2 con la Sestrese. Real Fieschi in vantaggio al 10° con Asimi, che è stato raggiunto al 23esimo grazie a una rete di Piroli, e raddoppiata al 28esimo con Carvelli. Nel secondo tempo Carvelli ha segnato il gol del 3-0, al 73esimo assegno ancora Asimi per Real Fieschi, ma nel finale ha dilagato la Sestrese con Cafferata all'80esimo e Di Sisto al 91esimo.
La delegazione di Chiavari della Federazione Gioco Calcio ha presentato Fan Football, attività che coinvolge 11 società calcistiche giovanili del territorio per un totale di 140 bambini. È la prima iniziativa improntata al fair play in grado di valorizzare a livello corale un così alto numero di squadre. Il mix è perfetto per creare la giusta ricetta e molto semplice: lealtà, divertimento, partecipazione, socializzazione. Fattori cardine dell'attività di base espressi nei momenti ludici che hanno accompagnato i confronti di gioco. La manifestazione si avvale della collaborazione tra Delegazione Provinciale di Chiavari, FIGC, settore giovanile scolastico della FIGC Liguria e Lega Nazionale Dilettanti Liguria. Passiamo alla scherma. Chiara Bavestrella della società Chiavari Scherma è arrivata 11ª al Gran Premio Giovanissimi disputato a Riccione nelle settimane scorse. Buoni piazzamenti degli atleti chiavaresi che il prossimo fine settimana saranno impegnati a Palermo per gli assoluti spada femminile, mentre domenica prenderanno parte al campionato assoluto di Serie A1 a squadre con Alice Cassano, Andrea Rizzi e Giulia Navarzotti. Alla società Scherma Chiavari inoltre è stata assegnata l'organizzazione della prima prova gara interregionale Gran Premio Giovanissimi. Si svolgerà a Chiavari il 2 e il 3 novembre e vedrà la partecipazione di circa 600 giovani atleti provenienti da Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. Io vi ricordo che la puntata di questa sera di Direttamente Su, in onda alle 21:10, sarà dedicata al comune di Lavagna che dopo 3 anni riparte con un nuovo sindaco. In studio il primo cittadino lavagnese, Gianalberto Mangiante, che risponderà su problemi e necessità del comune. Un'occasione per vedere quali aspetti sono da affrontare per rilasciare una città ferma dopo l'indagine per infiltrazione mafiosa e i 3 anni di commissariamento. A dialogare col sindaco Mangiante alcuni rappresentanti di categoria: Paolo Ferraresi dei balneari, Loredana Castagnino dei commercianti, Roberto Franchini del comitato Pro Lavagna, Giovanni Melandri, presidente del comitato Giulemani dal fiume Entella. Direttamente Su, ve lo ricordo, questa sera in diretta 21:10, canale 15, Telepace 1. Da casa potrete inviare un SMS e partecipare così alla trasmissione. Abbiamo finito anche questa sera il giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, è per domani 12:45 con Tigullio Oggi. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata con Direttamente Su. Arrivederci.